È il tempo migliore per pescare. Di settembre i pesci abbandonano i grandi fondali e si avvicinano alla costa, dove l'acqua è ancora tiepida e le alghe sono tenere e dolci. Questo è il mio arcipelago e conosco bene tutte queste isole. Ogni scoglio, ogni insenatura e il fondo del mare palmo a palmo. C'è soltanto uno in paese che sa pescare come me, Salvatore. Siamo cresciuti insieme. Poi lui ha seguitato a pescare con le reti. Io no. E c'era un altro con me, con lui da ragazzi, Gaspare. Come ci divide la vita. Si è arruolato in finanza, ha una divisa e uno stipendio dallo Stato. Ma a me piace quello che faccio e ho qualcosa più di loro. Aiutiamo, babbo? E a far cosa? Saltare in aria? Indietro, tutti e due. Ecco, adesso potete venire. Bore. Eccomi, babbo. Mettiti lì e gratta. Tu. Ecco. Più fina che puoi, eh? Tonino, tu prepara la pesce. In fretta, come se fosse formaggio. E se esplode? Perché? Esplode il formaggio? Questa è balistite. Bisogna darci fuoco per farla scoppiare. Dai a me, dai. Bravo, Bore. Attento alle dita, però. Va bene così? Un po' più fine era meglio, ma fa lo stesso. Detonatori. Questi sì che scoppiano subito. Basta un piccolo colpo. Attenti. Paura? Ecco. Tutto libero. Vai tranquillo, babbo. Beh, indietro tu. Eccoli. Dentici, babbo. Denti, si spargiò. Regolare, figli miei, non sbaglio mai una bomba io. Su, Tonino, presto, buttati. Avanti, babbo.
Tranquillo, passalo. Ma che fai, furbo? Li butti via? Io non li butto, io me li mangio. Salute, Salvatore! Salute, Scorciò! Come va? Ancora poca roba, speriamo nelle altre reti. Auguri! Ciao! Sembra che ci sfotta, babbo. E perché? Si fa 6 ore di mare per andare dove non può farci danno. Sì, o difendi perché siete amici. E che vuol dire? L'amicizia non c'entra in queste cose. Ah, anche Gaspare è cresciuto con noi, eppure... Il maresciallo? Ma che vuoi che faccia quello? Sta tranquillo, se gli capita l'occasione l'arresta. Domenico! Salute, Scorciò! Guarda cosa sto preparando. La vuoi? Come mai ridi tanto? Ti hanno aumentata la paga? Lo so, 800 lire sono poche, ma io non vendo né miccia né tritolo. Peccato. Volevo farti diventare ricco. Non preoccuparti, sto bene così, né ricco né in galera. Auguri allora! Fa piacere avere un amico onesto. Auguri anche a te. E se passi da queste parti, provaci sempre, non si sa mai. Ciao! Ciao! Buona fortuna! Ciao! Aspetta, Carlino! Carichiamo tutto assieme! Vieni. Ciao, Salvatore. Ehi, Santa Maria! Aspetta, Ciao, nonno. volete una mano? Non ce n'è bisogno. Lasciaci perdere. Ma insomma, che ti ha fatto? È tuo padre? Lo sai bene perché. Ho le mie ragioni. Buonasera. Ehi, Santa Maria. Buonasera, maresciallo. Buonasera, Buonasera. Ehi, Salvatore. Ciao, Gaspare. Buonasera. Ciao. Ancora sarde, eh? Sì, vedi? Ma oggi sono un po' più grasse. Ne vuoi? Sì, ma prima pesala e poi dimmi il prezzo. Lascia perdere, Gaspare, non ne vale la pena. E allora non ne facciamo niente. Va bene, le pagherai, te le mando a casa. D'accordo. Ciao. Dai, passa. Tira, Zerro, tira! È andata bene? Dentici e orate. E tu, Santa Maria? Non siamo usciti, abbiamo finito... La Santa Barbara. Guarda che meraviglia, Gaspare. Posso offrire? No, puzza. Strano. È proprio l'ultimo che ho pescato? Puzza di bruciato. Ma se sono 20 anni che non pesco più con le bombe. Quanto vorrei crederti. E chi glielo proibisce? Sta zitto tu, che come parli violi la legge. Ringrazio a Dio che non ti ho potuto mai cogliere sul fatto. Se non ci fosse di mezzo questa assurda legge sulla flagranza, te l'avrei fatto cambiare io mestiere. Perché non fai un esposto al governo? Sì, ridi tu. Per te è tutto facile. So io i guai che ho passato per colpa tua. Non te l'ho mica messa addosso io la divisa. In ogni modo, se vuoi cambiare mestiere, sulla mia barca c'è sempre un posto per te. Vado a vedere cosa è successo. Te lo farai mangiare crudo, te lo farai mangiare crudo. Va bene, Tommaso Fiore, va benissimo. Ma di un po', chi è che ti ha dato i soldi per sfamarti quando ti si è sfasciata la barca? Ma te li ho anche restituiti. Oh, certo, ma un'altra volta puoi crepare, perché Natale non ti darà mai più una lira, capito? E poi gli altri? Voi altri ve ne siete dimenticati di quando venivate a raccomandarvi?
Dico a tutti, tutti quanti. Non tutti. E tu che parli tanto, Salvatore, perché non la fai questa cooperativa? Compratelo un altro frigorifero. Coraggio, mettetevi pure contro di me. Ma quando il ponente vi tiene a terra per un mese o due, non venite più da Natale. Non ci provate perché Natale non vi darà nessun anticipo. Senti, di questo ne parliamo un'altra volta. Adesso quanto ci dai delle sarde? Ma te l'ho già detto, non posso pagarle come ieri. Le sarde in continente non piacciono. Se mangiano anche il pesce cane in continente, dicono che è buono. E allora quanto? Grosse e piccole, 45 lire al chilo. Piuttosto le lasciamo marcire, siamo tutti d'accordo. È vero? Vediamo un po', Natale. Vediamo quello che si può fare. Fai uno sforzo. Non aver paura, non ti rovini. Sono 10 anni che ti ringraziamo. Salute, amici. Salute, Squarciò. Ciao, Salvatore. Ciao, Squarciò. Un momento. Dentici e orate per i signori del continente. Portali dentro intanto. No. O compri tutto o niente. Ma io voglio comprare. Bravo. Al prezzo giusto, però. Regolare? Che te ne importa? Niente. Per romperti le scatole. Non ti conviene. Può darsi. Tu, avanti i primi. E tu prepara i quattrini. Grazie, Squarciò. Di che cosa, ti pare? Bore! Tonino! Diana! Rosetta! Che hai portato? Una sorpresa. Fammela vedere, Squarciò! Si chiama Babbo, non Squarciò. Lascialo fare, magari qualcuno ci piglia per fratelli. Tieni, Diana. Porta in cucina. Voglio vedere la sorpresa. Un'altra pazzia? L'ho comprata apposta per te, Rosetta. Quando compri di testa tua lo fai sempre per me. Dammi le forbici, Tonino. Eccole. Grazie. Accidenti, Sulle mani. Squarciò. Scusa, L'ho presa da un francese di contrabbando. chissà quanto l'avrai pagata. Come funziona? Io lo so come funziona. Sì? Avanti, tieni. Piano, però. Dove la stacco? Qui non c'è luce. Dammi qua, queste vanno a fila. Bello, eh? Rosetta, vino per tutti. No, Bore no, che gli fa male. Ma che male! Vuoi vedere che me ne bevo un fiasco intero? Erano 6 mesi che non facevo una pesca così. Sei contenta? Domani faremo festa tutti. La messa magari te la senti qui con la radio. E poi usciamo. Ora anche per la messa mi vuoi tenere in casa? Oh, ma io lo dico per te, Rosetta. Oh, lo so, lo so. Die Sendung der leichten Musik ist beendet. Jetzt hören Sie Herr Professor Schulze, der über das Thema Vitamine Cambia, im täglichen Tonino. Bedarf spricht. Mari, Ligure, Alto e Medio Tirreno, Sentito? Alto e Medio Adriatico, leggermente mossi. Basso Tirreno, mari di Sardegna e Sicilia, Ionio e Basso Adriatico, mossi o localmente agitati, con moto ondoso in continua... Domenico, che cosa fai qui? Perché sei venuto? Vattene. Diana. Diana.
Ti prego, caro, lasciami. Perché? Ti voglio bene, lo sai. Anch'io, tanto, ma ho giurato che non lo facciamo più. Mi vergogno, Domenico. Cosa c'è, Diana? Piangi adesso. Succede sempre così quando ci si vuole bene. Succede a tutti. Sì, ma dopo sposarti. E noi non ci sposiamo. Mi sposi sul serio, Domenico. Ma certo. Viana! Lascialo stare, te ne approfitti perché è piccolo, brutto vigliacco. Lascia stare mio fratello. Smettetela, no, siete impazziti! Diana! Tonino, ma tu non lo sai. Ci dobbiamo sposare. Ha giurato che mi sposa. È vero. Ma sì. Voglio sposarla. Guarda che se no t'ammazzo. Non dirlo, squarciò! Domenico. Povero Domenico. Mi vuoi bene, vero? Sì. Sì. Amore. E niente licenze premio, niente fidanzamenti, niente matrimoni, niente funerali di mamma, niente di niente. Uno. Ne aveste sorpreso almeno uno in flagrante. Beh, veramente. Sì, 2. Ma in quanti anni? Ecco qua. Proteste di pescatori, lettere raccomandate, cicchetti del comando. E come gli corro dietro con la barca che mi passano e minacciano pure il trasferimento. Basta! Da domani mattina frugherete tutto l'arcipelago, isola per isola, roccia per roccia, cespuglio per cespuglio. È ora di finirla! Per me potete restare qui anche un mese. Ma non è che se state qui cambierà la situazione. E anche un miracolo farà riaprire la cava. Date retta a me e tornatevene a casa. Ma come ve lo devo dire? Il trasporto è troppo caro, non conviene più. Che aspettate? La liquidazione l'avete avuta, e allora? Fate un po' come volete, io non so più cosa dire. Domenico. Perché non sei più venuto? Siamo stati qui giorno e notte. Dicevano che avrebbero riaperto. E allora che fai? Torni in continente? No. Per i primi tempi ho già una soluzione. Anzi, devo parlarne con tuo padre. Allora rimani. Sì, non ti lascio. Guardi, maresciallo, c'ero passato sopra senza accorgermene. Ecco, mici, polvere nera, saponette e detonatori. Un detonatore per ogni saponetta di tritolo. Ci siamo. Questa volta squarciò la paga. Torna subito in caserma. Ti aspetto domani mattina alle 6. Ricordatene. Mi faccia rimanere, maresciallo. Domani mattina, ho detto. Qui basto io solo. Ti ringrazio, Santucci. Adesso vattene. Se ci vede qualcuno roviniamo tutto. Vai.
Squarciò! Mi ha riconosciuto! Aspetta, Squarciò! Parliamo! Fermati! Fermati, Squarciò! Non si ammazza un uomo così. È stato un incidente, Squarciò. Non sono stato io. È stata una disgrazia. Una disgrazia. Domani peschiamo tutti per la mano. E io che c'entro? Domenico aveva rubato per te. Né per me né per un altro. Ha rubato perché hanno chiuso la cava. Prima non ha mai voluto farlo. Era un bravo ragazzo. Insomma, ti pare. Ma io non c'entro lo stesso. E invece sì, ti assicuro che ti conviene. Vieni, andiamo. Soltanto un goccio. No, sono stanca. Vorrei andare a dormire. E non sparecchi? Lascia, faccio io. No, ci vuole un minuto. Vero, Giona? Sì, babbo. E tu dove vai? Qui, lavoriamo a magliare la rete. Ti piace di più pescare con quella, eh? Lo so, ma rende troppo poco. E a te, Bore? Bore! Buonanotte. È stata una brutta giornata oggi. Tu lo conoscevi? L'ho visto qualche volta. Era un bravo ragazzo, Domenico. Onesto. E se non l'avessero licenziato? Ma non serve il tritolo in una cava morta. Doveva procurarsi un po' di soldi, poveretto. Avrà certamente pensato così. Non ti pare? Cosa fai? Per le zanzare. Non è stata colpa di nessuno. Neanche di Gaspare. È così difficile vivere. E sposarsi e avere figli. E far vivere anche loro. Già. Per questo succedono tante cose. Su. Andiamo a fare due passi. Brutto vento. Domani sarà una giornataccia. Comando della stazione
Naviglio di Monfalcone. Oggetto. Domanda di congedo. Il giorno 18 corrente scade la mia rafferma di servizio. Signor maresciallo, ma pescano con le bombe, sono vicinissimi. A capo. Poiché è mio intendimento non rimanere ulteriormente nella Guardia di Finanza, prego considerarmi da tale data collocato in congedo. Resto in attesa delle determinazioni superiori e della sostituzione nel comando della squadriglia. Il maresciallo comandante Gaspare Puccioni. Alla partire subito. Comandi, maresciallo. Gaspare. Ciao, Squarciò. Ciao. Buongiorno. Me l'hanno detto in caserma che stavi partendo. E il tuo sostituto quando arriva? Doveva arrivare proprio oggi. In ogni modo, io ho già fatto le consegne. Che cosa farai adesso? Non lo so. Non lo so ancora. Beh, se hai bisogno di qualcosa per i primi tempi... No, grazie. Su, non devi offenderti. Ci conosciamo da bambini. E siamo amici, no? Un prestito. Ora non c'è più un regolamento di mezzo. È lo stesso, Squarciò. Ti ringrazio. Tutti a bordo! Ciao. Ciao, Gaspare. Auguri. Addio, Squarciò. E grazie per essere venuto a salutarmi. Addio, Gaspare. Mi dispiace. Mi dispiace davvero. Maresciallo Puccioni. È della finanza quella motobarca, vero? Sì, credo di sì. Una bella imbarcazione. Non ne avevo mai viste da queste parti. Già, neanch'io. Da queste parti. Certo, il figlio di un pescatore che arriva all'età di fare il soldato senza saper nuotare è una bella vergogna. E poi dice che è coraggioso. Io non ho paura di niente. Non scappare, vieni qui. Così. Adesso non parli più, eh? Forza. Giù. Beh, come va? Ti piace? Moltissimo. Beh, molto bravo. Allora ti porto al rimorchio. Magari prima mi riposo un momento. Babbo, la finanza. Guarda come corre, altro che Gaspare. Presto, tutto in mare. Anche il rotolo della bici. Antonino, presto, a mare. Hai finito? Bravo, bravissimo, buona idea. Svelto, svelto. Ferma, ferma. Sono loro, maresciallo. Quello è Squarciò. Eccoli, figlioli. Sorridere e non preoccuparsi. Benvenuto, maresciallo. Che c'è?
Serve qualcosa? No, grazie, volevo conoscerti. Eccomi qua. Sei soddisfatto? Da quando hai preso l'abitudine di dare del tuo ai marescialli di finanza? Da quando i marescialli di finanza danno del tuo ai pescatori. Va bene, diamoci del lei allora. Mi faccia vedere uno di quei pesci. Non faccia lo spiritoso. Mi dia quello lì. Svetto. Come l'ha pescato tutto questo pesce? Un lamo d'oro. Guardi, questo ha la spina rotta. Poveraccio. Avrà sbattuto contro uno scoglio. Forse era già morto quando l'ho pescato. Mi bastava questo. Se avessimo sentito un'esplosione, lei stasera dormiva in carcere. Ci si dorme male, vero? Abbastanza. Ci rivedremo, Balzano. In moto, a presto. Salute, capo. Insomma, tutto regolare. Il maresciallo se ne va e ne arriva un altro. Solo che questo è motorizzato. Sì, hai visto che baffi? Farà 10 miglia. Voglio proprio farmi due risate adesso, quei bombardieri. Hai un figlio allegro, Salvatore. Però sta attento a non esagerare. Voi altri state esagerando. È ora di smetterla di scherzare con chi lavora. Perché? Io forse vivo di rendita? Peggio. Per te è come andare in banca a far saltare le casseforti. Soltanto che il mare è di tutti. Proprio così. Il mare non è soltanto tuo. E allora approfitta. Chi te lo impedisce? Cos'hai, paura della finanza? O della dinamite? Se tutti pescassero come te, fra un anno non ci sarebbero più pesci nell'arcipelago. Io non pesco nell'arcipelago. Lo sapete bene. Non do fastidio a nessuno. È solo per questo che ti salutiamo ancora. Ciao, babbo. Ciao. Oh, Diana, ciao. Non potevi mandare Boro o Tonino? Non sono ancora tornati. Grazie. Salute a tutti. Lascia, pago io. Sbrigati a tornare a casa. Buonasera. Quanto fa? 400. Buonasera. Oh. Grazie. Squarciò. Ciao, Renato. Ciao, nonno. Ciao, Salvatore. Che volevi dirmi? Il nuovo maresciallo con la motovedetta Beh, che ha fatto? ha arrestato Zero. Buongiorno, Diana. Buongiorno. Sai, passo sempre sotto casa tua quando vado a pescare. E pensavo che mi sarebbe piaciuto salutarti. Hai visto? Ho messo il tuo nome alla mia barca. È un bel nome. Non ce l'ha nessun'altra. Al paese mettono soltanto nomi di santi. La nostra no. La nostra si chiama Speranza. Ma Diana è meglio di tutti. Non ti pare? Quanti anni hai? 16. Io 19. Qualche sera, se non ti dispiace, passo di nuovo a salutarti. Ciao. Ciao, Diana. Ecco tuo padre. Sarai contento adesso. Stai coperto. Ciao, ciao, babbo. Ciao. Com'è andata? Niente neanche oggi. Ma cosa vuoi? Un po' di mal di gola, niente di grave. È da quando è arrivato che ce l'ho fra i piedi. Dovunque vado me lo trovo davanti. Come ti senti? Bene. È stato un miracolo se non ci ha messo le mani addosso. Proprio fuori dell'arcipelago. Se babbo non conosceva il passo... Via, non sete. siete. Quanto c'ha di febbre? 38, gliel'abbiamo appena misurata. Provate un'altra volta.
L'ho comprato oggi da un contadino che lo fa per sé. Scorcio, Che vuoi? ormai la casa l'abbiamo. Ebbene. Dicevo che se vuoi puoi tornare a pescare con le reti. Sì, è loro. Vogliamo ricominciare tutto da capo? Piuttosto crepare. Scorcio! Scorcio! Sì, con le reti. Per pescare ogni giorno quanto ti basta appena per sfamarti. E poi ti capita un anno come quello. 2 mesi uno dietro l'altro senza poter uscire dal porto. Un anno come quello e ti spari se non hai una lira da parte. Fu alla fine di quell'inverno che mia madre morì. Ti ho promesso di sposarti, ma preferirei non farlo piuttosto che farti vivere come mia madre, come tutte le donne dell'isola. Ma se io ti sposo, la tua vita deve essere felice, Rosetta. Felice ad ogni costo. E adesso dovrei rinunciare a tutto quello che ho costruito, alla mia famiglia, per il maresciallo Riva. Rosetta? Sì. Va tutto bene, Rosetta? Sì, Scorcio. Va tutto bene. Sai, a volte uno pensa di avere sbagliato. Sei felice, Rosetta? Oh, sì. Abbiamo una casa e 3 figli sani e forti. Tutte cose che costano. Poi Diana si sposerà e avrà dei figli anche lei. Ti dispiacerà quando Diana si sposa? E perché dovrebbe dispiacermi? Anch'io sono contento se si sposa. Non devi stare in pena, Rosetta. Ci penso io, vedrai. Il motore! Scorcio! Il motore! Il motore nuovo! Ora, il motore nuovo! Attento, Tonino, guarda. Hai visto, Tonino, quante calze? Salute. Ehi, ragionier Carlo Festucci, Squarciò, Giovanni Balzano, molto piacere. Non sapeva come arrivare fin qui. Tonino? Sì, babbo. Corri a Frederica. Via. Bore? No, scusi, signor Balzano, prima... Sì, i soldi, appunto, Bore. Bore! Ecco, Fammi dare i fermi. soldi da mamma, presto. Le cambiali.
Dove? Qui. Lo monta subito? Certo. Da solo? Certo. Ed è capace? No. Ecco, babbo. Mettili. Ecco. Allora, come convenuto, il vecchio motore è a vostra disposizione. Hai visto? Tutte queste dobbiamo pagare. Con un motore così, esco con qualsiasi tempo. Alla salute del motore! Alla salute. Tonino. Credevo che avremmo smesso di pescare con le bombe. No, lo senti, non smetterà mai. Non riuscirà mai nessuno a farlo smettere, ne sono sicura. Ehi, Diana! Ciao! Ciao, Diana! Quello non è il figlio di Salvatore? Sì. E che vuole da nostra sorella? Oh! Ma cosa vuoi da Diana? Ma poi, su ragazzi, a letto, sono le 10. Su. Ma non ho tanto sonno. Non mi faccio fregare io. Digli che mi corra dietro adesso. Alla salute del motore. Alla salute di Zerro. Tanto prima o poi ci tocca a tutti la stessa fine. Io cambio mestiere. Paura? Sì. Quando c'è la luna piena, quando è notte serena, escono fuori per i prati, i conigli innamorati, escono fuori per i prati, i conigli innamorati. Guarda, mi tremano le mani. È regolare, Santa Maria. Sei vecchio. Regolare. Sempre tutto regolare per te. Anche se uno muore è regolare. Anche se è colpa tua, come per Domenico. Questo non lo dovevi dire, Santa Maria. Non dovevi dirlo. Lasciami. Lasciami, t'ho detto. E chi ti tocca? Vattene. Prendimi con te, Squarciò. Sono vecchio. Mettiamoci in società, mi dai quello che vuoi. Non mi piacciono le società. Torna da tuo figlio. Non posso, è troppo tardi. Non mi vuole più. Salvatore non mi vuole più. Ma che sono innamorato, non mi posso mai scordare. Buonanotte. Ma che sono innamorato. Ciao ragazzi! Guarda chi c'è. Sta attenta adesso.
Non fare imprudenze, Squarciò. No, è solo per divertirsi. Aumenta, a tutta forza. Niente da fare. Visto, Rosetta? Facciamo almeno 2 miglia più di loro. Dai, Megallo. Ehi, Speranza! Ferma! Accosta. Avanti adagio. Non preoccuparti, non può succedere niente. Buongiorno, maresciallo. Permette? Le presento mia moglie. Ecco, questo è il maresciallo Riva, mia moglie Rosetta. Molto lieto. Piacere. Mi compiaccio. Ha comprato un motore nuovo. Quante miglia fa? Non ha visto? Almeno 2 più del suo. Nessuno ha mai gettato bombe nell'arcipelago. Per ordine suo. Certo. Avanti a tutta forza. Signora, ci incontreremo ancora a Balzano. Tieni il timone. Santa Maria. Girati, Rosetta, per carità, girati, non guardare. Non è niente, è soltanto ferito. Squarciò la mia mano. Ma presto. Stringi i denti. Hai visto? Te l'avevo detto, non sono più buono a nulla. Sta calmo, Santa Maria. Mio figlio mi prenderà in casa adesso, vero? Ma certo, certo. Piano, accosta. Rimorchiate la barca. Portatelo a bordo. Vedi. Ha già fatto sparire tutto quanto, lei, eh? Non ho toccato niente. Allora sentiamo com'è successo. Accendendo un fiammifero. Io non c'ero. Pronti, comandante? Dritti al porto. Su, non piangere, Santa Maria era vecchio, gli tremavano le mani, a me non succederebbe mai. Squarciò, basta. Ti prego, ti Via, Rosetta, smettila, ti dico che non è niente di grave, se la caverà benissimo, vedrai. È una vecchia storia, maresciallo. Fin da quando ero ragazzo. Lui se n'è andato da casa e da allora... E poi un bombardiere è sempre un bombardiere, anche se è mio padre. Ma adesso è ferito. È fuori pericolo. Non hai sentito cosa hanno detto in ospedale? In ogni modo penso che riuscirà ad evitare il carcere. La barca però dovrà essere messa all'asta. Come vi va quest'anno? Male. Natale fa ancora i prezzi che vuole. Ma penso che ben presto ci sarà un altro frigorifero qui all'isola. La cooperativa? Certo. Se vi serve un aiuto, ho molte conoscenze in continente, i grossisti di Genova, La Spezia. La ringrazio, maresciallo. Però ricordatevi che i bombardieri ci saranno sempre. Sentite, perché non ci diamo una mano? Ognuno fa il suo mestiere, maresciallo. Lei ci verrebbe con noi a tirare le reti? È giusto. Arrivederci. Arrivederci. Andiamo a Punta Cantana, Squarciò. Sì, a pescare i sassi. E perché? Ma perché è settembre,
pesce cammina. Andiamo a Cala Saracena allora. Già, così pigliamo le telline. E allora andiamo un po' dove ti pare. Eccolo, comandante. Molto bene, stavolta non scappa. Avanti mezza. Tienti sottovento. Dobbiamo rasentare la costa il più possibile. Babbo! Come va? Guarda! Vengo giù anch'io? No! Ritorna al tuo posto! Avanti. Avanti così. Manca fondale, comandante. Non ti preoccupare, è sempre a costo. Il maresciallo, babbo, il maresciallo! A che distanza? E anche un figlio! Metti in moto, babbo. È inutile, ci scoprirebbe. All'uscita dell'insenatura. Presto. Fissa alle murate remi, paioli, tutto quello che galleggia, capito? Presto, presto. Lega anche i remi, le reti. Non dimenticare niente. Non importa che tu faccia i nodi. Da presto. Sbrigati. Sbrigati! Presto! È vicino! Sta arrivando! Tutto a posto? Sì. Ricordati anche tu i punti di riferimento. La roccia laggiù, poi l'entrata della baia e quello scoglio più alto col muschio giallo. Va bene? Ma perché non metti in moto? Allora ricordatene, perché questo è il posto dove la speranza va a fondo. E ora buttati. Che fai, Scorcio? Perché non metti in moto? Sbrigati, ti ho detto. E tu? Scorcio! Tonino! Buttati, babbo, che fai? Babbo! Adagio, rallenta. Possibile che non l'abbiamo visto uscire. Indietro, a tutta forza.
Hai una sigaretta, Squacciò? Si rimette al bello, eh? Speriamo, era ora. Meglio il nylon. No, meglio le bombe. Il nylon costa troppo. Squarciò! Allora? Non c'è niente da fare. Ho parlato anche con quello di Monfalcone. A 30 metri non ci scende neanche lui senza scafandro. Ad ogni modo, se ne trovi uno tu, la barca te la presto quando vuoi. È difficile. Alla pelle ci tengono tutti. Ciao. Squarciò! Da retta a me. Smettila. Sai che faccio io adesso? Vendo formaggio e mi trovo molto meglio. Anche la barca all'asta. Povero Santa Maria. Balzano, dove ha la barca, Balzano? L'ho imprestata. Sa cosa mi dispiace? Cosa? Mi dispiace che nell'isola non ci sia un palombaro. Hai visto che roba? Sì, capo. È davvero un peccato. Ci vorrebbe un palombaro. Ci vediamo, capo. Ciao, Adriano. Ciao, ti cercavo, Squarciò. Ciao, Salvatore. Bevi qualcosa? Sì. 1 litro. A voi. Senti un po'. È roba da ridere. Questo qui ce l'ha con tua figlia. La sposa. Hai sentito? La sposa. Tu che ne dici? Io dico che è uno scemo. Gliel'ho detto anch'io. Ha 20 anni. Ti rovini, figliuolo. Sono affari miei. Allora? Te l'ho detto. Si è d'accordo lei? Vado a dirglielo. Hai visto che furia? Gli diamo una mano e li facciamo sposare subito. Subito? No, Salvatore. Non sono d'accordo per subito. Aspettiamo un po'. Deve essere una grande festa. Va bene, non c'è fretta. Senti, è un pezzo che te lo volevo dire. Se sei d'accordo ci possiamo mettere insieme come una volta. A metà. Ancora la miseria a metà. Ma no, vedrai, andrà meglio. Tra poco avremo un frigorifero anche noi. Non sono tipo da cooperativa io. A meno che non vi serva un bombardiere. Come vuoi allora. Segno a me il vino. Ciao, ci vediamo. Ciao. Te l'ho detto, non posso accettare. Ti ringrazio, Renato, ma non posso. Ti ringrazio tanto. Sei innamorata di qualche altro? Oh, no, non per questo. Perché non sono come pensi tu. Cosa vuoi dire? Sai, non era uno come noi. Era un continentale. Faceva tutto così semplice. Sembrava che non ci fosse mai niente di male. Mi avrebbe sposata, però. Ne sono sicura. Ora devo tornare a casa. Ciao, Renato. Peccato, mi piaceva quando passavi a salutarmi. Diana! Fermati, Diana! Ascolta! Io ti sposo lo stesso. Hai capito? Non me ne importa niente. Io ti voglio sposare. Intanto io faccio l'elenco. Poi parlerò con suo marito. No, aspetti.
Ecco, l'assaggi almeno. No, grazie. Prego. Un tavolo, una radio, una credenza, una lampara, stufa in ghisa, tutto in ottime condizioni. Aspetti, la prego. La colpa non è mia se le cambiali sono andate in protesto. Cambiali ipotecarie, cara signora. Una macchina da cucire. No, per piacere, questa no. Una macchina da cucire in buono stato. Di che anno, signora? Non ha sentito quello che ha detto mia madre? Smettila, Antonino. Abbia pazienza, signore. La macchina me l'ha regalata mio marito 2 anni fa. Cosa c'è? Che cosa volete voi? Deve capire, io non c'entro, ho avuto l'ordine di mettere insieme. Vattene! Vattene! Va bene, si capi. Ho detto vattene! Senta, aspetti un momento, forse possiamo fare. Aspetterà 15 giorni. Non preoccuparti, Rosetta. Non preoccuparti. Ma sono qui vicino. Chi può essere? Metti in moto, Renato, andiamo. Presto, Tonino, presto. Sbrigati! Su. Via, via, in fretta. Fermati, Squarciò! È inutile! Babbo. Aspettiamo. Voi andate via. Presto! Andate via, ho detto! Tieni. Sono tuoi. Li hai ammazzati tu con la bomba. Portateli a casa. Finito? Quelli sono nostri, invece. Qui lavoriamo noi, Squarciò. Con le reti. Prendili, allora. Lo sai che hai torto, Squarciò. Perché insisti? Avanti, avete paura? Siete in 5. Forza, coraggio. Abbiamo anche lavorato in 5, Squarciò. Lascia attento che ci rimetti. Lo sappiamo che sei nei guai, ma questo non lo dovevi fare. Zitto tu, moccioso. Adesso basta, Squarciò. No, babbo, aspetta. Dacci quei sacchi. Ci hai rovinato il mare. Adesso anche in casa ci butti le bombe. Qui non si prenderà un pesce per 6 mesi. E lo sai, ladro! Fermati, Squarciò. Fermi voi. Mi dispiace, ragazzi, ma è vostro padre che ha torto. Andiamo.
entrata della baia, lo scoglio col muschio. E certamente qui. Alt. Ora vediamo. Perché non fai provare prima me? Forse ce la faresti. Bene. Allora, state attenti, mi raccomando. Dunque, se passa qualche barca, buttate subito le lenze. Se sentite il motore della finanza, fatemi segnali con la corda. Così. Intesi? Eccolo! Babbo, ce l'hai fatta? A che profondità è il motore? Sarai stanco, eh? Perché non ti riposi un po'? La chiave. Non ce la fa. Non ce la fa più. Gli fa male. Diciamoglielo, Tonino. Facciamolo smettere. Babbo! Babbo!
Che hai, babbo? Oh, niente passerà. Puoi bere? No. Lasciatemi dormire adesso. Dobbiamo aspettare che venga poi. Attenzione, signori, prego. Si procede hai alla visto? vendita C'è della tuo figlio. barca di Santa Maria Giovanni. Si tratta di una barca da pesca di 8 metri. Sarà venuto come sono venuti tutti gli altri, per curiosità. Come me. Che mi frega a me della barca? 1938. Completa di accessori, Natale, vela, remi ti ho e cercato in tutto il paese. Ho bisogno di un anticipo. E su che cosa? No, te l'ho già detto, squarcione. Senti, tra qualche giorno funziona il frigorifero della cooperativa e nessuno di loro lavorerà più per ingrassarti. Lo so. E allora? Tu non puoi immaginare quanto mi faccia schifo, ma sono l'unico disposto a riempirti il frigorifero. E a pescare come ci vai? A nuoto forse? Ho di nuovo il motore. 40.000 è niente, signori. Un battellino di 2 metri costa così. Nessuno offre 40.000? Va bene. Può scendere quanto gli pare. Ma se non la ricompra Santa Maria, non ci saranno altre offerte. È un uso qui da noi. Chi offre 30.000? 30.000. C'è un'offerta di 30.000. Hai visto? Hai visto? Nessun altro? Nessuno che offre più di 30.000? 30.000 e uno, 30.000 e due, 35. Che è possibile, signori? Non è mai successo. Una cosa semplice. 37. Una barca di 8 metri, signori, 37.000. Nessuno offre di più? 40.000. 40.000. Puoi prestarmi qualcosa? 40.000 e uno. E tu puoi darmi niente? 42. La giudico, signori. 42.000. 42.000, signori. Vale molto di più. Un po' di coraggio. 50.000. Nessun'altra offerta? Nessun'altra? Attenzione, signori. Passo ad aggiudicare. Siamo a 50.000. 50.000, signori. Sta uscendo. Tu che dici? Ci vado? Certo, vai. Ma signori, un momento, prego. 50.000 e uno, 50.000 e due, aggiudicato. Capito? E ora basta anche con Diana. Salvatore. Su, coraggio. Vai. Vai. Grazie, Salvatore. Mi dispiace. Non avevo di più. Anche a me dispiace, nonno. Grazie, grazie. Non importa la barca. Su, vieni. Andiamo. È colpa sua, è sempre colpa sua. Mi ha rovinato la vita, ecco. Smettila, Diana. No, è proprio così. Prima con Domenico e adesso con Renato. Non posso più uscire con lui, me lo proibisce. E perché? Che ha fatto di male? Niente. Mi ha detto solo che mi vuole bene. Mi vuole soltanto sposare. Via, Diana, si metterà tutto a posto. No, non è giusto. Stasera avrebbe dovuto portarmi a ballare. È da più di un mese che me lo promette. Tutti ci vanno e io... Dove? Alla festa della cooperativa. Preparati, ci porto io. Avanti, vestiti. Ma babbo? Sbrigati. Ti ho detto che ci penso io. No, Diana, babbo ha detto di no. Babbo ha torto. La salute della cooperativa! Allora entra, domani mattina alle 4 non si parte, tutti insieme! Sei ubriaco, Tommaso. Ce l'hai già detto 4 volte. Hanno ragione, lasciali ballare, che domani pescano meglio. Vieni, vieni giù. Allora, dicevo, tratteremo con i grossisti secondo chi offre di più. E poi vedremo se ci conviene andare direttamente sui mercati. Anche Natale faceva così.
vuole. Ciao. Diana, lo accetti un compagno così vecchio? Me lo tieni tu? Bravo, bravo Salvatore. Oi, Salvatore, andiamo forte, eh? Tieni, seguita tu. Non è più per me il ballo. Ho il fiato grosso. Mi pare che la tenga un po' troppo stretta. Sta zitto. Sta zitto tu. Vedrai cosa ti dice Squarciò. Non me ne importa niente. E invece sì. E non dire più che babbo ha torto. Cosa ne sai tu? Ne so più di te. E poi quando siamo soli, vedrai. Vuoi picchiarmi? Sì. Bella carogna che è tuo padre. Ma come? Faccio a pugni con padre e figlio e tu ce la mandi insieme? Diana è innamorata. Renato è un bravo ragazzo, l'hai sempre detto. E Bore e Tonino? L'hanno accompagnata. Eccoli. Ti sei divertita? Sì. E voi? Non vi piace il ballo? No, ma dovevamo accompagnare Diana. Ah, andate a letto tranquilli. Mi ha detto tutta la mamma. Siamo d'accordo. Grazie, babbo. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, mamma. Sbrigatevi però perché alle 4 si parte. Bene! Alle 4, Squarciò. Vai a pesca. Si capisce? Levante. Domani è Bonaccia. Una giornata straordinaria. Ormai non se ne sarebbe fatto più niente della barca. Ti pare? L'importante per Santa Maria è essere tornato col figlio. Certo, sarà contento. In ogni modo, appena posso, gliela ridò indietro. Ancora qualche viaggio fatto bene e ci rimettiamo alla pari. Quanti viaggi ancora, Squarciò? Oh, 3, 4. Finiamo di pagare il motore. Sposiamo Diana. E dopo? Dopo cosa? Dopo ne parliamo. Sono 16 anni, Squarciò. Da quando ti ho sposato. Sono 16 anni che ho paura. E non me l'hai mai detto. Credi che sia facile dirti qualcosa? Ma insomma, lo sai, nessuno ti dà niente per niente. È regolare. Sì, ma adesso abbiamo tutto. Un pezzo di terra, la casa. E intanto non sei stata capace di farmi un altro figlio. Ancora 3 viaggi, l'hai detto tu. Poi ne parleremo. No, te ne prego, Squarciò. Me lo devi dire adesso. Perché non è vero che non sono stata capace. Avremo un altro figlio, Squarciò. Un maschio. Un maschio, Rosetta, un altro maschio. E di che cosa hai paura con 4 uomini in famiglia? Ascolta, potremo armare anche un peschereccio. Non c'è un altro che peschi come me. E i miei 3 figli a bordo. Il più bello equipaggio del Mediterraneo. E avremo anche una grande attrezzatura, tutta nuova. Potremo mettere persino un frigorifero e andare lontano, lontano in mare aperto e arrivare fino alle coste dell'Africa. Grandi cose, vedrai. Vedrai quello che ti dico, Rosetta. Rosetta. Squarciò, ma non c'è proprio un altro modo per ottenere tutto questo.
Calma tutti! Cominciamo da qui, verso ponente. Allora, buona fortuna! Ci vediamo stasera! Bella barca, Scorcio! Dove l'hai comprata? Gliel'ha portata la Befana! Santa Maria! E salutaci Natale, Scorcio! Ce l'hai fatta, Salvatore. Ognuno si aggiusta come può. Auguri! Non so fare discorsi. Facciamo questo per le nostre famiglie, per i nostri figli. Lo sapete bene. Voce! Dai, Salvatore! Vai avanti, parla! Sentite, con le nostre reti unite potremo chiudere 10 miglia di mare. E abbiamo un frigorifero nostro al paese. E braccia forti. Ora dipende solo da noi. Auguri, pescatori! Cominciamo! Una giornata straordinaria. Non vi pare, figlioli? Una grande giornata per la pesca. Sì, babbo. E l'ammiraglio non sa niente. L'ammiraglio dorme. Eppure siamo di nuovo in mare. Perché non parlano? Che hanno contro di me? Che gli manca? Bore, aumenta un po'. Avete paura di bruciare troppa nafta? Tonino, domenica andiamo tutti e tre a pescare con le reti. Contento? Ormai sono l'unico cliente di Natale e Tonino si vergogna di me. Bisogna che gli parli. Bisogna che gli parli subito. Tonino. Bore, guarda Tonino. È vivo. Portalo qua. Babbo. È vivo. Babbo. È vivo. Sei vivo, figliuolo, vivo. Prova, Bore. Prova ad aiutarmi. Bisogna portare Tonino al paese. Cerchiamo insieme, per carità. Oh, le mie gambe. Ancora. Ancora. Non preoccuparti. Non ce la facciamo, Squarciò. Non possiamo farcela. Babbo. Babbo. Senti, tuo fratello perde troppo sangue. E con lui ci riesci. Lo porti al paese, Bore. Dritto all'ospedale. Poi torni con qualcuno. Su.
Sbrigati. Prendilo dalle braccia. Così gli tieni il petto sollevato. Babbo. Oh. Babbo. Oh. Forza, Bore. Forza. Coraggio, Tonino. Piano. Piano. Oh, Bore. Oh. Oh. Sì, piano. Oh. Oh. Vieni, Bore. Vieni, presto. Bore, scrivi quello che ti dico. È meglio, non si sa mai. Su. Coraggio. Scrivi. Non sono capace. Ah, Bore, mi avevi detto che avevi imparato. No, non fa niente. Allora ascolta. E ripeti bene tutto a Rosetta. Ci penserà lei. La barca va restituita a Santa Maria perché è sua. Il motore lo lascio poi a te e a Tonino. E tutti e tre dovrete aiutare Diana quando si sposerà con Renato. Aspetta, ancora una cosa. Salvatore, la cooperativa è una buona soluzione, sai, Bore? Come le bombe. Forse meglio. Dite a Salvatore da parte mia che la cooperativa farà un buon affare. Perché fra qualche anno nessuno nell'arcipelago saprà pescare come i figli di Squarcione. Non piangere, Bore. Gli uomini non piangono, vedrai. Io ce la faccio. E ora va, piccolo mio. Non hai mai portato la barca da solo. Ma sono sicuro che ci riuscirai. Devi fare presto. Tonino è nelle tue mani. E forse anch'io. Forza, babbo! Forza che io faccio in tempo! La chiavetta dell'aria, Bore. S'è messo il vento. Maestrale. Peccato. Era una grande giornata per pescare. Come pescavo io.